Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione locale di Radio Adige Verona Network, speciale coronavirus. Rigide misure per il contenimento del virus sono state applicate in Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Friuli-Venezia Giulia. L'ordinanza per il Veneto, firmata ieri sera dal ministro Speranza e dal presidente Zaia, ordina la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi sia aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico-sportiva, religiosa e discoteche e locali notturni. Era già nota la chiusura delle scuole e delle università fino a fine mese. Stop anche a musei e prescritta la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, aria e acqua. Nella giornata di ieri è salito a 3 il conto delle persone decedute in Italia e risultate positive al coronavirus. Oltre ai primi 2 casi noti in Veneto e Lombardia, la terza vittima è deceduta a Crema. Si tratta di una donna che era ricoverata in oncologia con una situazione molto compromessa e aveva anche il coronavirus. Questo ha fatto sapere l'assessore lombardo Giulio Gallera. Intanto si aggiorna il conto dei contagiati. In Italia è ormai oltre i 150 e sono state prese misure drastiche nei paesi lombardi e veneti con più casi. In Veneto rimane a 25 il numero totale dei contagi certificati. Il paziente zero nel Padovano invece non è ancora stato trovato. È attivo da ieri il numero verde della Regione Veneto 846 23 40 per informare i cittadini sul coronavirus. I tecnici della Regione precisano che le persone che temono di essere entrate in contatto con soggetti infetti ma non hanno alcun sintomo o che presentano sintomi lievi come febbre o tosse senza difficoltà respiratoria non devono chiamare il 118 e non devono recarsi in ospedale. Devono invece rivolgersi al numero verde che in base alle notizie riferite fornirà tutte le informazioni e le eventuali istruzioni sui comportamenti da adottare. Ripetiamo il numero verde della Regione Veneto 846 23 40. E si fanno concrete anche le conseguenze sull'economia. Nella giornata di oggi chiusa la borsa merci della Camera di Commercio di Verona e il presidente di Confartigianato Imprese Verona, Roberto Iraci Sareri, insieme a Confartigianato Veneto, ha chiesto l'attivazione di un tavolo di crisi economica a livello nazionale. E c'è fermento anche nel mondo sportivo. Dopo lo stop a tutti i campionati in Lombardia e Veneto, il presidente del CONI, Giovanni Malagò, interrogato sulle Olimpiadi di Tokyo, ha dichiarato che per ora il programma non cambia. Da chiarire invece la situazione per i mondiali di biathlon in programma il prossimo mese a Cortina. E con questo è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento con l'informazione locale di Radio Adige Verona Network.